Vi siete mai chiesti cosa significhi davvero fare la spesa a nottetempo, ma in modo un po' creativo? Questa storia ci porta a Quartu, dritti dritti dentro una macelleria, dove un ladro ha tentato un furto. Ma andiamo con ordine. Era la scorsa notte, quando le strade di Quartu Sant'Elena, in particolare via Fadda, all'angolo con via dei Marconi, sono diventate il teatro di un'operazione di polizia. In questa zona l'agente del commissariato di Quartu riceve una segnalazione. Un uomo si era introdotto, pensato un po', all'interno della macelleria. E non era solo. Un complice, probabilmente a fare da palo, lo aspettava a bordo di un'auto parcheggiata lì vicino. I due operatori con grande prontezza hanno colto l'uomo in flagrante. Lo hanno trovato mentre, udite udite, lo avvistava tra i banconi. Cercava il bottino proprio tra prosciutto e salsicce. Ma c'è di più. Il complice, appena visto le luci della polizia, ha capito che era ora di darsi la gamba e si è dato la fuga, svanendo nel nulla. Il protagonista di questa storia, un uomo di 51 anni, quartese, non era affatto uno sconosciuto alle forze dell'ordine, anzi, gli agenti lo conoscevano bene per i suoi numerosi precedenti. E chissà cosa aveva già combinato prima di essere pizzicato. Era già riuscito a impossessarsi del denaro custodito nella cassa. Ma la cosa che fa quasi sorridere, se non fosse una questione seria, vicino alla porta d'ingresso aveva già messo da parte ben 15 pezzi di salumi pronti per essere portati via, quasi come se stesse preparando il pranzo per un'intera settimana. Questo episodio ci fa riflettere su quanto possa essere audace e a tratti quasi sfrontata l'attività criminale, anche quando si tratta di un furto in un negozio apparentemente tranquillo, come una macelleria. La rapidità e l'efficace intervento della Polizia di Stato sono state fondamentali per bloccare questo tentativo di furto. Il 51enne è stato immediatamente condotto in commissariato e arrestato per furto aggravato. Ora aspetterà il GIP, il giudice per le indagini preliminari, valutare i fatti e decidere sulla convalida dell'arresto in un'udienza che, in questi casi, è molto rapida. Ragazzi, pensate, 15 salumi, una scorta mica male, ma decisamente con un finale amaro. Cosa ne pensate di questa storia? Credete che gesti così sfrontati siano un aumento o è solo l'efficacia delle forze dell'ordine a farli emergere? Scrivetemi pure nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima notizia.